non è possibile stare in cella in condizioni disumane, senza aria condizionata, senza i servizi igienici, senza una doccia. È giusto che chi debba scontare la pena debba farlo in un carcere, in un istituto di reclusione, ma certamente con le condizioni di civiltà. L'onorevole Vito De Palma, deputato di Forza Italia, ieri mattina ha visitato il carcere Carmelo Magli di Taranto insieme al consigliere regionale Massimo Di Cui e il consigliere provinciale Raffaele Gentili e altri dirigenti locali del partito. Una lunga visita in cui hanno potuto incontrare il direttore della casa circondariale e soprattutto ascoltare i problemi sollevati dai sindacati di polizia penitenziaria e dagli stessi detenuti. La responsabilità del degrado in cui verte il penitenziario per De Palma non è imputabile alla direzione della casa circondariale e degli operatori che qui lavorano. A rincarare la dose è stato il consigliere regionale Massimo Di Cuia. Una parte importante del carcere non è assolutamente adeguata a garantire uno standard di vivere civili a chi oggi sconta una pena detentiva e quindi lo abbiamo constatato personalmente, ci siamo fatti carico di rappresentare questa situazione a chi ha potere di poter fare e decidere un ammodernamento, un miglioramento di queste strutture. Ricordiamo che siamo garantisti e che la pena ha una funzione rieducativa, verosimilmente in condizioni come quelle che oggi abbiamo potuto verificare nel carcere di Taranto. Ho dei dubbi che questa funzione della pena possa essere assolta nel migliore dei modi. Le problematiche sono ormai note, prima fra tutti la carenza di personale tarato su una popolazione carceraria di 500 detenuti, che invece ne conta quasi 1000. Ovviamente questo riflette sia sulla polizia penitenziaria e chiaramente anche sulla vivibilità all'interno delle stesse celle. Abbiamo visto cose che obiettivamente io onestamente non immaginavo nemmeno che vi fossero. Rappresenterò, ripeto, urgentemente questo. Il decreto svuota carceri potenzia il numero degli addetti con le 1000 assunzioni straordinarie, ma indubbiamente bisogna riprenderlo per quanto riguarda appunto le condizioni di civiltà. E poi c'è la questione anche dei medici che scarseggiano, lo ha denunciato Antigone, l'hanno denunciato gli stessi medici e i sindacati. Un carcerato questo fine settimana ha trascorso 30 ore in pronto soccorso, è una difficoltà per tutti. Sì, anche su questo abbiamo inserito la questione, il problema all'interno della nostra agenda, perché rappresenteremo soprattutto il consigliere regionale Di Cuia che ha rapporti con la direzione della ASL, ma nel caso anche a livello di Ministero della Salute. Vi sono forti criticità nella specialistica, forti criticità nell'assistenza diciamo costante, continua. Vanno accesi i riflettori su questo istituto, lo deve fare la politica, noi non siamo venuti a fare passerella, abbiamo volutamente fatto la nostra visita all'interno delle celle, all'interno di tutto l'istituto, perché volevamo toccare con mano e capire realmente come stanno le cose.